Non è pensabile che un cittadino che ricorra all'arbitro delle controversie finanziarie o al tribunale nei casi più complessi e ottenga una sentenza che riconosca che è un risparmiatore tradito, non è pensabile che debba aspettare 7-8 anni di recupero dell'attivo della vecchia banca, del bank, e peggio ancora non è pensabile che viva nell'incertezza che quando arriverà finalmente la distribuzione dell'attivo si apre il cassetto e non ci sono soldi per pagare i risparmiatori. Preoccupano il Codacons le dichiarazioni in arrivo dal governo, che pure si è impegnato a trovare una forma di ristoro per quella parte di ex azionisti delle banche venete che la legge ha riconosciuto come vittime di raggiro. Qui non si tratta di speculatori ma di risparmiatori truffati, sostiene il presidente veneto dell'Associazione di Consumatori, e la nostra Costituzione, all'articolo 47, afferma che è dovere dello Stato promuovere e tutelare il risparmio. I padri costituenti davano un valore sacro al frutto di quel lavoro sul quale si fonda la nostra Repubblica, e per chi rappresenta i cittadini non si tratta di una scelta facoltativa. Non vogliono capire, né a Roma e secondo me neanche in Veneto hanno chiare le idee, che qui siamo di fronte a dei risparmiatori che sono stati ingannati, sedotti in un contesto dove le complicità di controllori sono sempre più evidenti, e che questa gente qui è un risparmiatore tradito e deve essere risarcito fino all'ultimo centesimo, non perché questo risparmiatore è povero, non perché è malato, non perché è vecchio, è perché è un risparmiatore che è stato fregato e come tale lui, ai sensi della nostra benedetta Costituzione, va risarcito.